Ecco il primo traffico quasi scorrevole sul tratto di strada della 640 Agrigento-Caltanissetta da Contrada Gasena e fino al bivio di Aragona, riaperto soltanto ieri. Asfalto nuovo di zecca, buona segnaletica stradale ma percorribilità precaria. Vi sono parecchi sali e scendi da mozzare il fiato. Soprattutto al buio bisogna fare attenzione, andare con prudenza. Aperti al traffico 3 km di un tratto a 4 corsie della nuova strada statale Agrigento-Caltanissetta. Il tracciato aperto alla circolazione stradale si trova in territorio di Favara. La consegna del primo lotto rientra nel grande progetto di ammodernamento della 640 che prevede il raddoppio per oltre 30 km. Qui siamo sul ponte nei pressi del carcere di Contrada Petrusa, alla mia sinistra un altro cantiere aperto per il raddoppio della 640 Agrigento Caltanissetta. I lavori procedono alacremente. Questo tratto di strada necessita però di una riapertura celere per snellire il traffico veicolare. Infatti chi dal villaggio Mosè o San Leone deve immettersi sulla 640 è costretto ad attraversare la città per poi percorrere il viadotto San Gisipuzzu. Il raddoppio della 640 rappresenterà un importante riassetto della viabilità nei territori di Agrigento e Caltanissetta. L'opera prevede la realizzazione di 26 viadotti, 2 gallerie e 8 svincoli per un investimento complessivo di 500 milioni di euro. E vi sono ancora numerosissimi cantieri aperti lungo la 640 Agrigento Caltanissetta e i disagi per gli automobilisti non mancano. La prudenza non è mai troppa, infatti è alto il rischio di sbandare con la propria automobile per le continue deviazioni e di commettere un incidente. Il tracciato, ancora interessato dai lavori, è colmo di insidie e rappresenta un pericolo costante per automobili, camion e autobus in transito.